21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, con un'interessante iniziativa, la passeggiata dei ricordi, realizzato dall'UOC Malattie Degenerative e Involutive, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, diretto dalla dottoressa Liana Cucciardino. Un'interessante iniziativa, ecco, annunciamo che domani c'è questo evento importante e come si svolgerà? Domani cade il 21 settembre la giornata mondiale dell'Alzheimer. La nostra unità operativa, che afferisce al Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottore Giordano, ha organizzato questa seconda edizione della passeggiata, la passeggiata dei ricordi. Questa manifestazione coinvolgerà tutti noi e proprio lo slogan di questa giornata per noi sarà proprio quello: la forza di non sentirsi soli, e siamo tutti uniti, pazienti dei centri diurni Alzheimer dell'ASP di Agrigento, gli operatori e l'associazionismo che opera nell'ambito del volontariato, la Croce Rossa Italiana, e i vertici aziendali che ringraziamo per la loro sensibilità nel promuovere queste manifestazioni di promozione alla salute. Ci vede tutti uniti perché la nostra forza è questa. Vogliamo trasmettere questo messaggio, che solo tutti uniti, unendo le nostre competenze, le nostre professionalità, le nostre esperienze di ognuno di noi, possiamo dare un valido contributo ai pazienti e anche alle famiglie. Non dobbiamo mai farli sentire soli, e questo proprio per noi questo per noi vuol dire giornata mondiale Alzheimer, giornata di consapevolezza, di sensibilizzazione, di abbattimento nei confronti dello stigma nei confronti di questa patologia. Una patologia che ovviamente è un incremento che ha dei numeri esorbitanti. Basta pensare che l'OMS e l'Alzheimer Disease International l'hanno definita come una delle priorità mondiali di salute pubblica. Oltre 1 milione di italiani sono affetti da demenza e i numeri sono ancora più grandi, perché oltre 3 milioni sono le persone che direttamente o indirettamente sono coinvolte nell'assistenza di questi pazienti, per cui i numeri sono davvero grandi, con un grosso impatto da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale. E quello che noi vogliamo trasmettere è proprio quello: prevenzione, perché la ricerca ha fatto passi avanti sulla terapia, basta pensare agli anticorpi monoclonali, ma quello su cui dobbiamo fare leva, la forza deve essere una diagnosi precoce, perché una presa in carico tempestiva significa ritardare la progressione della malattia e ridurre questo forte impatto da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. E questa passeggiata si svolgerà, vista l'esperienza emotiva davvero impattante nei confronti dei pazienti e dei familiari dello scorso anno, all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Centri. Si tratta di un percorso di bellezza, di arte, di cultura, ma anche di ricordo, di rievocazione. Verrà fatta al Museo Griffo, e di questo ringraziamo in maniera incondizionata il direttore dell'ente parco per la preziosa ospitalità. Seguirà poi la visita dei Telamoni fino al neoritrovato Teatro Antico, quindi un percorso importante non solo di socialità, ma anche e soprattutto di terapia non farmacologica, che è adatta anche ai pazienti con delle forme gravi di demenza. Domani giornata mondiale dell'Alzheimer, tantissime le iniziative che il vostro centro sta organizzando? Sì, il nostro centro diciamo che cura tutto l'anno queste iniziative, perché uno degli obiettivi è quello di lavorare con le famiglie, con i caregiver e sicuramente sostenere i pazienti, oltre che dal punto di vista clinico, anche dal punto di vista appunto della riabilitazione e della socialità. Quindi creare sempre momenti, attività che prevedono anche la partecipazione di associazioni, di altri esperti, che possono stimolare maggiormente i nostri utenti, quelli che specialmente frequentano il centro diurno Alzheimer. Tania Chillemi, neuropsicologa dell'UOC Malattie Degenerative ed Involutive della Spuno di Agrigento. Mi occupo all'interno della struttura in particolare dell'attività che si svolge all'interno dei centri diurni. Mi ricollego appunto a quello che ha detto il nostro direttore, l'importanza che noi diamo alla stimolazione cognitiva in senso ampliato, cioè stimolazione del paziente,
in senso multisensoriale, quindi partendo dalle attività cognitive sulla memoria, sull'attenzione, le attività diciamo di funzione cognitiva superiore, è associato a questo l'attività di riabilitazione in gruppo, perché la forza del gruppo è assolutamente trainante e coinvolgente e fa sì che ci sia un ritorno per tutti i partecipanti, e soprattutto l'attenzione alle famiglie, che sono coloro che hanno il carico dei loro assistiti, ma sono anche coloro che diventano risorsa per l'assistito, e quindi noi svolgiamo la nostra attività in parallelo con i familiari, associando all'attività del centro diurno anche dei gruppi che noi chiamiamo multifamiliari, perché appunto inseriamo all'interno del gruppo familiari e assistiti, coinvolgendoli all'interno di un dialogo aperto su quelle che possono essere le problematiche della patologia, ma anche su quelli che sono le loro aspettative, i loro interessi, tutto ciò che li coinvolge nella quotidianità. Questo è il nostro motto: tutti insieme, si diceva prima, insieme per fronteggiare la malattia, insieme per trovare delle opportunità di benessere. Questo è proprio il nostro motto.